L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha programmato per sabato prossimo un momento di formazione legato alla riabilitazione e le novità riguardanti la tematica. Sì, per sabato noi abbiamo organizzato una giornata dedicata alla riabilitazione chiamata Open Day, il cui tema centrale è l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca in campo robotico applicata alla riabilitazione. L'occasione è importantissima e ghiotta perché in quell'occasione saranno presenti delle grosse autorità in ambito nazionale, in particolare il professore Calogero Foti, il direttore della scuola di specializzazione dell'Università Tor Vergata, farà una lezione magistralis sull'esoscheletro, ma è anche un'opportunità per vedere le maggiori novità, ma soprattutto quelle a più alto impatto dal punto di vista sanitario, che sono quelle dell'utilizzazione dell'esoscheletro da parte dei soggetti paraplegici per poter provare questo apparecchio e dimostrare effettivamente che è possibile il cammino nei paraplegici. L'altra novità invece è un sistema modulare di sensori inerziali che applicati al corpo del soggetto ci mettono nelle condizioni di fare una rieducazione funzionale in realtà virtuale e soprattutto la possibilità di applicare questi principi alla riabilitazione e alla terapia occupazionale sempre in realtà virtuale. Quindi sono due momenti importanti e significativi per dimostrare a che punto è la scienza, la tecnologia e la robotica in ambito riabilitativo. È una grande opportunità, direi anche emozionante, vedere alcune persone paraplegiche provare l'esoscheletro e quindi sapere che c'è una nuova prospettiva, una nuova finestra, una nuova opportunità per loro per poter migliorare la propria qualità di vita. A chi è rivolto questo momento di informazione? È rivolto verso gli operatori della riabilitazione, tant'è che sono stati organizzati parallelamente due corsi di formazione, uno sui percorsi assistenziali in riabilitazione e l'altro sulla riabilitazione e il team riabilitazione, in due periodi diversi, il 28 e 29 di novembre e il 12 e 13 dicembre. Chiaramente si vuole attraverso questi tre momenti creare una forte attenzione verso la riabilitazione, verso un modello condiviso di attività assistenziale e soprattutto dimostrare che la tecnologia e la robotica è veramente al servizio della disabilità.